E allora eccoci qua di nuovo in onda con Scuola di Magia, l'appuntamento del martedì intorno alle 9:40, con Claudio Borghi Aquilini. Ma prima abbiamo ascoltato, visto che il calendario musicale comunque interessa a molti, abbiamo ascoltato un brano tratto da una colonna sonora di un film, di un compositore giapponese, specie di musica classica e di colonne sonore, che nasceva oggi, l'8 ottobre del 1930, Toru Takemitsu. Noi siamo molto snob, molto più di Rai Radio 3 e abbiamo pescato questo autore appunto dal calendario musicale di oggi. Tra l'altro un valzerino niente male, quello che abbiamo ascoltato prima, un valzer giapponese che sembrava del tutto mitteleuropeo. Buongiorno, ben trovato a Claudio Borghi Aquilini, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Claudio. Voi avete messo il compositore giapponese in omaggio al fatto che io ad agosto sono andato a fare un piccolo giro in Giappone, Ah sicuramente. sì? No, eh beh, guarda che non lo sapevo nemmeno, però cade a proposito allora. Mi viene da dirti con curiosità immediata, com'è Ricordo stato quel viaggio lì? Cosa hai imparato, cosa hai visto, cosa hai notato, cosa ti ha interessato e via dicendo. Staremo qui tutta la puntata forse, non lo so. hai Ehm hai presente quelle foto, no, dove o quelle immagini che ci sono nei social che sono sempre accompagnate alla scritta: "Che cosa notate", no? Di solito perché serve per fare per fare risposte, quindi per farla girare. Normalmente e poi insomma, ci agganciamo a quello di cui veramente avrò voglia di parlare oggi. Normalmente c'è tipo, fai conto, una video, delle strade di non so, tipo di Budapest alla sera, no, e c'è scritto: "Cosa notate?" E la prima cosa che di solito si nota è che, almeno in apparenza, non ci sono clandestini, ecco, tendenzialmente, Mh. no, o robe del genere per strada. Questo lo dico perché così poi arriviamo alla Al cosa che mi dunque. interessa molto Senti, di più no, del se mi permetti Claudio, però io ti introduco un altro elemento, perché se non ho capito male oggi inizia i suoi lavori concretamente la commissione che è Covid, no, di indagine, di inchiesta. Tu hai pubblicato una tabellina che a me m'ha fatto venire il sangue gelato sul tuo profilo X Twitter. La tabellina è, diciamo sintetica, ma raggelante. Riguarda il numero di morti tra il 22 rispetto al 2019, sono cresciuti e non di poco, e la variazione percentuale dei morti per classi di età. Il tuo commento ulteriormente mi fa gelare il sangue nelle vene, vale a dire che il dato del 2022 è inquietante soprattutto per le fasce di età più vaccinate, che sono in effetti quelle che sembrano morire di più, in taluni casi molto di più delle altre classi di età non vaccinate. Sta roba qua, diciamo, mi inquieta. Tanto, parecchio, molto. È difficile ovviamente arrivare a dei numeri, perché poi ovviamente ti direbbero che in realtà, se tu confronti con altri anni, è differente, no, cioè confrontare un anno con un altro è sempre un po' Mh. complicato. Poi dall'altra parte normalmente la scusa ti direbbero, cioè, diciamo, se io fossi l'avvocato del diavolo, no, ti direbbero che in realtà è colpa del Covid, no, cioè il Covid continua a uccidere, no, cose di questo tipo, e quindi anche il profilo come si chiama, anche il profilo dell'età, no, ti indica la solita cosa, che è più pericoloso per gli anziani, no, e similari. In realtà, boh, secondo me bisogna stare molto attenti, perché in settimana è stato pubblicato, e insomma è una cosa che ha fatto molto discutere sui social e sul mio canale, perché è bastato insomma parlare di questo studio per scatenare come una specie di sciame di vespe impazzite tutti i sostenitori del salvifico vaccino, in ogni caso, in ogni situazione. Quello studio che ho riportato è apparso su una rivista del gruppo Lancet, quindi non stiamo parlando di un giornale scientifico, quelli cosiddetti predatori, no, cioè vale a dire, giornali di nessuna rilevanza, che servono Sì. per far pubblicare lavori
a ricercatori che non sono in grado di farsi pubblicare su riviste prestigiose, no? Stiamo parlando quindi di una rivista prestigiosa che fornisce un'informazione in più, insomma, no? Rispetto a quello di cui già si sapeva. E questa informazione in più è che per un motivo che non sono in grado di spiegare nemmeno gli stessi autori, chi, ha avuto un effetto avverso, che ormai è dato per assodato che ci può essere, da vaccino, che è la miocardite, vale a dire un'infiammazione del cuore, in buona sostanza, ehm che è ormai è segnata, diciamo, fra gli effetti avversi, virgolette, "ufficiali", no, del vaccino contro il Covid. Ehm, Praticamente i danni di questa infiammazione risultano essere, virgolette, "permanenti". Cioè hanno studiato e hanno visto che chi ha avuto questa miocardite, da vaccinazione, e la si distingue, perché è insorta temporalmente proprio a seguito, no, della vaccinazione, nella maggior parte dei casi, e stiamo parlando in ogni caso di un fenomeno raro, non frequentissimo, però, quando avviene, qualsiasi frequenza essa sia, mettiamo che ne so 1 su 10.000, no, però capite che a fronte di tutta la popolazione, quando avviene i tessuti del cuore risultano, alla risonanza magnetica, come, mi verrebbe da dire, cicatrizzati, no, in modo permanente. E gli autori dicono: sarebbe opportuno osservare sul lungo periodo che diamine succede, perché, questo tipo di immagine a risonanza magnetica, può essere indicativo di futuri problemi anche seri, no, che possono portare alla famigerata morte improvvisa. È bastato citare questa situazione per far scattare come delle vespe, ovviamente, gli araldi del vaccino, fra cui, il famigerato Burioni, no, e similari, Mh. i quali sono partiti in quarta dicendo: "Ecco, sei un mistificatore, perché non dici che anche il Covid fa venire la miocardite, che queste sono anche più gravi", e similari. Beh, in realtà però il problema è molto semplice. Questo studio ci sta dicendo che c'è un fattore di rischio aggiuntivo che prima non si conosceva. Magari si poteva supporre, ma diciamo non si conosceva. Insomma, i fattori di rischio aggiuntivi vanno esaminati alla luce della matrice, rischi-benefici, no, quindi, già solo il fatto di non volerlo considerare, o di voler far finta che non esiste, o che il vaccino o che lo studio parlasse d'altro rispetto a quello che è l'unico punto di questo studio, vale a dire evidenziare questa anomalia, ti fa capire chi è in buona fede e chi non lo è. Insomma, che questa genia non fosse in buona fede, credo che l'avessimo capito da molto. Rivederlo ogni volta fa una sua impressione, con intorno tutta la corte dei vari siti dei fact checker, no, che fra l'altro, insomma, discutendoci poi viene fuori anche, qualche allegra questione che magari qualcuno aveva lasciato un po' sotto traccia, e che c'è tutto un legame fra questi siti di fact checker, no, che agiscono in modo coordinato, perché magari fondati dalla stessa persona, o simili, cioè c'è proprio una rete che ha organizzato un vero e proprio coro, no, quindi, insomma, in una maniera o nell'altra bisogna stare attenti. Io ho chiesto adesso, e adesso lo farò in modo ancora più ufficiale, insomma, al ministro, di sospendere, le la somministrazione del vaccino, per quelle fasce di età indicate nello studio, perché lo studio si rivolge in particolare ai casi dei giovani, ehm, insomma, che oltretutto già stiamo parlando di un rapporto rischi supposti benefici,
che già adesso è molto, molto labile, cioè ci sono molti paesi che dicono che non è indicato per i giovani, no, il vaccino Covid. Però insomma se ci sono questo rischio addizionale io starei molto, molto attento, perché penso che sia intuitivo capire che se fai scegliere a uno, guarda, devi scegliere fra 2 mali, posto che ci sia da scegliere, perché uno delle questioni statistiche che non vengono considerate da nessuno è che il vaccino non è che ti impedisce di prendere anche il Covid. Quindi uno si prende prima il rischio del vaccino e poi dopo si prende anche il rischio del Covid. Però, la questione Mh. l'argomento. Il Covid anche lui può portare a delle complicanze gravi. Però se metti uno e gli dici: "Guarda, tu devi scegliere se prendere stare 1 settimana a letto e stare malissimo, piuttosto che stare malino 3 giorni, però avere un danno permanente, che non sai che cosa ti potrà portare in futuro, ma potrebbe portarti anche alla morte." Messa così, voglio vedere chi dice sì. Capisci che, insomma, io prendere e portarmi a casa un danno permanente di mia volontà, perché sai, poi c'è sempre questo piccolo aspetto morale, no, cioè se mi ammalo, cioè per carità può succedere in tutti i modi, no, cioè qualsiasi tipo di malattia, anche la più devastante, ti può capitare. Ma io volontariamente espormi a una terapia che, seppure in casi rari, però potrebbe avere come conseguenza un danno permanente, insomma, non credo che la cosa non vada valutata, ecco. Oltretutto tenuto presente che stiamo parlando di una rivista prestigiosa. Per quanto riguarda invece il grafico che ho messo, l'ho messo perché, inizialmente il solito Burioni, che nulla sa di statistica, l'aveva fatto per mettere in evidenza che: "Ah, ma se ci fosse quello che dite voi, no, cioè vale a dire che tutti i giovani di questo tipo stanno morendo come mosche per le morti improvvise, dovrebbe essere indicato." Però, cioè dimentica un piccolo problema, cioè che quella cosa che è stata evidenziata da questo studio, stiamo parlando di una cosa molto seria su numeri molto piccoli. Perché già i giovani si vaccinano poco, no, o si erano vaccinati poco, mi verrebbe da dire a questo punto fortunatamente. Ehm, L'effetto è raro, quindi capite che se ci sono, che ne so, 50.000 giovani che si sono vaccinati, e l'effetto avverso viene fuori, in un caso su 10.000, stiamo parlando di 5, se anche per dire, Dio non voglia, ma morissero tutti e 5, no, nel periodo successivo, stiamo sempre parlando di numeri che sono inferiori rispetto agli incidenti stradali. Gli incidenti stradali sono fortunatamente in continua diminuzione, quindi già insomma sarebbe sistemato da quello il problema, cioè paradossalmente basterebbe vietare i monopattini e il conto dei morti sparisce. Però, dall'altra parte Non sento più Claudio Borghi Aquilini. Chiedo lume anche alla regia perché abbiamo non so se è in onda o meno, ma abbiamo un blackout audio in questo Si è momento. messo in pausa. Come? Lo dicevo, si è messo in pausa, ora è uscito dalla chiamata, lo richiamiamo subito. Benissimo, allora lo richiamiamo subito. Intanto io ho sott'occhio un'agenzia di ADN Kronos che dava conto di una polemica con il senatore Claudio Borghi Aquilini.
il quale aveva chiesto qualche giorno fa lo stop della vaccinazione Covid su adolescenti e ragazzi. I professori Roberto Burioni e Matteo Bassetti lo hanno bacchettato, tra virgolette. Il caso nasceva da un post su X in cui il senatore Borghi faceva riferimento a uno studio sugli effetti delle vaccinazioni anti-Covid e delle miocarditi nei giovani. Dopo la pubblicazione di questo studio su eClinical Medicine, rivista di The Lancet, per minimo principio di prudenza, scrive il senatore Borghi, che avremo con noi tra poco di nuovo, la vaccinazione Covid a ragazzi e adolescenti dovrebbe essere immediatamente sospesa. Stavo leggendo un lancio di ADN Crono sulla vicenda che ti riguarda, no? Hai già detto del professor Burioni, ma a me ha colpito invece quello che ti ha risposto il dottor Bassetti, l'infettivologo di Genova, il quale ti ha detto che forse faresti bene ad andare in una scuola dove insegnano l'inglese. Non ho capito il motivo di questa allusione qui di basso profilo da parte del professor Bassetti. Tu ti sei fatto un'idea? Ma io, cioè, di quello che dice No, Bassetti. nel senso, cioè, cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che te non hai capito niente di quello che hai letto. Cioè, che livello è questo del dibattito pubblico? Sfondo una porta aperta, per carità, perché ormai siamo abituati a tutto e di più, però... Si è visto in rete, cioè all'opposizione di questi dati, l'argomentazione del dibattito è stata: ma tu sei medico? No, allora cosa parli? Nessuno che è entrato nel merito, e sì che stiamo parlando di una cosa precisa, perché il problema degli studi in generale, no, di qualsiasi cosa legata a chi fa ricerca, è che per farla hai bisogno di essere ovviamente un ricercatore di quella materia. Io non sarei mai in grado di fare una Allora, ricerca, ma probabilmente di nessun tipo, insomma, non sono un ricercatore. Claudio, approfitto di un piccolo blackout audio perché sono le 10 e dobbiamo fare un minuto di pausa, poi ritorniamo subito, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini, Scuola di Magia. Prego, Claudio. No, si stava appunto dicendo che in realtà di obiezioni nel merito ne ho viste ben poche, no? Se non dire: "Ah, ma lo studio stesso dice che sono più frequenti le miocarditi da Covid". Sì e no, nel senso che cioè proprio, dal punto di vista statistico, tenuto presente in ogni caso che non era il punto dello studio, cioè lo studio non era fatto per dimostrare che sono più o meno frequenti le miocarditi di chissà quale tipo, e prende, diciamo, dei numeri per puro confronto, cioè l'unica utilità, diciamo, obiettivo dello studio era far notare che le miocarditi provocate dalla malattia sono magari anche più gravi, più intense, più acute, no, ma non lasciano tendenzialmente, o se non in rari casi, dei danni permanenti, al contrario di quelle invece da vaccino che sono, per la maggior parte dei casi lievi. E la cosa che mi inquieta è che questo lievi comporta che probabilmente tante non sono state riportate, perché io non lo so,
quanto può succedere che magari un ragazzo, un ragazzino vaccinato che sente dolore al petto, a seguito di questo lo dica, ma io sento dolore al petto, andiamo in ospedale a farci vedere. Mi verrebbe da pensare che, stante la giovane età dei vaccinati, tante volte uno che c'ha il dolore al petto se lo tiene. Sì, Non lo so, cioè perlomeno pensiero mio, anche tenuto presente, diciamo, la ritrosia per andare in luoghi tipo ospedali o similari che si ha a tutte le età, ma in particolar modo secondo me quando si è giovani. Cioè io a un certo punto, quando ho avuto una colica biliare, non sapendo di che cacchio si trattasse, sentendo un dolore al petto centrale, sapendo che il tipo di dolore che dà l'infarto è tendenzialmente quello, per non saperne leggere né scrivere sono andato in ospedale. E oltretutto era anche una giornata di una delle famose votazioni ahimè lì sui vari pass, no, e così via, e da quello qualche pirla, no, dice: "Ah, ma tu a questa votazione qua non sei stato presente", quindi faccio vedere la carta dell'ospedale. Comunque, al di là di quello, io l'ho fatto perché ovviamente, come dire, sono consapevole di certi sintomi, no, e similari. So che non sono più giovane, no, e quindi in una maniera o nell'altra ci sto attento, ma se avessi avuto 15 anni e sentivo lo stesso dolore al petto, probabilmente me ne stavo chiuso in stanzetta dicendo: "Aspetto che mi passi", ecco, cioè molto banalmente. E poi probabilmente mi sarebbe passato. E quindi insomma, il punto statistico in realtà è molto più complicato di come lo fanno vedere. Cioè lo studio indicava semplicemente la differenza fra l'esito dopo mesi di quell'episodio, no, della miocardite indotta dal vaccino rispetto a quello del Covid, verificando che c'erano delle differenze. Sai, il corpo umano è una cosa strana, dice: "Son 2 miocarditi, tutte e 2 cose", però stranamente quello del vaccino lascia dei danni permanenti, quell'altro di solito no. Non è mica una cosa, non è mica una piccola cosa. Per quanto riguarda invece le probabilità, le percentuali e cose di questo tipo, bisogna fare uno studio o un conto rischi-benefici che spetta neanche alla statistica, mi verrebbe da dire. La statistica serve per mettere in prospettiva bene i numeri, ma spetta puramente alla politica, quindi quello è un lavoro prettamente politico. Questo per chiudere la bocca a quelli che dicono: "Sei medico". Non sei tu medico che deve valutare cos'è una cosa a rischi-benefici tali per cui io, decisore politico, devo fare una legge. Cioè sono io tipicamente che devo valutare cosa sono i rischi-benefici, perché è mia la responsabilità, no, di fare una legge o di fare un regolamento tale per cui si impone alla popolazione determinate cose, come per esempio gli obblighi vaccinali o simili. E dal punto di vista statistico questi discorsi sulla frequenza cadono come pere di solito di fronte a delle obiezioni che normalmente le suddivido in 3 gruppi, no. La prima principale appunto è che il vaccino mi dà il 100% di probabilità di espormi a quelle che la percentuale di effetti avversi, perché me lo faccio. Cioè io nel momento in cui io volontariamente, no, mi sottopongo a una terapia che so che ha degli effetti avversi, mi espongo naturalmente a questi rischi, e l'obiezione che normalmente viene fatta: ma anche l'aspirina c'ha degli effetti avversi", sì, però di solito lì in quel caso me lo faccio perché sto già male, no? Cioè, in una maniera o nell'altra io sto male, per curare un malessere prendo un farmaco quale che sia, conscio che potrebbe avere degli effetti avversi, no, però al momento io già sto male, mentre invece il vaccino ha quella caratteristica fastidiosa che insiste su una persona al momento sana. Quindi io parto da una condizione di salute, no, e per una prevenzione futura mi espongo a degli effetti avversi, e Ecco, già ma quello. poi scusami un attimo, se no non voglio interromperti, però stavo seguendo il tuo ragionamento e guardando anche nel frattempo il tuo X, no,
il tuo profilo X. Scusami un attimo, ma se tu poni dei dati che possono essere, diciamo, contrastati, possono essere commentati, uno può dire la sua. Cioè, se tu poni dei dati e ricevi l'anatema, qui torniamo al discorso di prima, non ti è nuova questa cosa, questa impostazione, non è nuova a nessuno, però continua a darmi fastidio, perché se tu poni dei dati, mi si fa il piacere di dire che questi dati non sono validi, non sono buoni, sono contestabili per questo, per quell'altro e per quell'altro motivo, non semplicemente perché tu sei un cretino, non sai l'inglese, ma chi è questo qua? Cioè, quelli sono numeri, e se io vedo che dai numeri muoiono più ultra sessantenni vaccinati di prima, qualcuno mi deve spiegare il perché, o sbaglio? Certo, ma quello però è l'obiezione base per qualsiasi cosa, senza contare peraltro, e vabbè comunque questo è irrilevante, no? Perché i dati sono dati anche se li porta uno spazzacamino, e Appunto. posto che dichiari la fonte, no? Similari, però senza contare che io sono un senatore e non per questo ho maggiore autorità. Semplicemente dovresti sospettare per la mia storia, per quello che diciamo che ormai, diciamo, da figura pubblica io presento da anni, è che non è che io mi espongo direttamente su un tema senza aver probabilmente prima consultato tutta una serie invece di specialisti sul tema, perché non sono coglione, nel senso, Mm. sapendo anche che sto sulle balle a tutti. È evidente che io non è che leggo sulla Gazzetta del Novax che dentro nel vaccino ci sono gli alieni, e allora a quel punto comincio a gridare dentro nel vaccino ci sono gli alieni, o così di questo tipo. Cioè, non l'ho mai fatto, né mai lo farò. Io porto dei dati, porto degli argomenti, e sempre, se si sta parlando di questioni che io diciamo che non sono di mia diretta competenza, ma anche quelle di cui sono di mia diretta competenza, non è mica che non mi confronto con altri economisti o con gente che sa di economia prima di parlare di una qualsiasi cosa. È evidente che parlo, in questo caso avrò ben parlato con dei cardiologi, no? Magari anche di fama internazionale, prima di vedere se leggevo giusto, no? Quello che c'era scritto in questo studio, oppure se c'erano delle cose che mi sfuggivano. Eppure l'argomento di tutti questi coglionazzi è sempre: ma tu sei mica laureato in medicina. Poi, come si è visto da un intervento di Roy De Vita, primario di chirurgia ricostruttiva qua a Roma, al Bambin Gesù, se interviene il medico e dice: beh, ma oltretutto non parlava neanche di quella questione, no? Ma chi è lei? Perché lei non è forse virologo? Ma poi, se sei virologo, no, paradossalmente arriva: ma chi è lei? Perché in realtà lei non è professore. Ma se sei professore, ma chi è lei? Perché io ho l'H-index più alto. Se allora sei virologo con l'H-index più alto del mondo, come è successo quando avevo portato i dati del famoso professor Ioannidis, no, che risulta essere il virologo più importante al mondo, no, e che di solito portava degli argomenti molto controversi, no, perché diceva: ma guardate per esempio che il lockdown non serve a nulla, no, similari, ma non andava bene neanche quello, perché se ben vi ricordate si diceva: no, ma questo è screditato, e così via. Quelli della sua università hanno ritirato i lavori, che non era ovviamente vero nulla. Cioè, Ioannidis rimane tuttora una delle punte di diamante di Stanford, e nessuno gli dice niente dall'alto del suo 300 di H-index, no? Quindi non serve a niente, devono aver ragione loro e basta, no? E poi purtroppo queste cose in certi casi hanno delle conseguenze che possono essere anche molto gravi, perché è ovvio che se qualcuno non ce l'ha raccontata giusta, come si suol dire, insomma, ci sarà ben qualcuno che deve pagare, o no? Comunque, vabbè, fatto sta che noi qui siamo finiti a parlare dei vaccini. Io volevo parlare di Pontida, però Vedi? Ti ho distolto io, mea culpa. però vedi, evidentemente stiamo parlando di un qualcosa che interessa molto, però finché siamo qua fra noi dobbiamo dire che quella Pontida che si è appena chiusa indica qualcosa che probabilmente
potrebbe, se la storia la scrivono sempre i vincitori, io ricordo sempre questo piccolo problema, ma se vinceremo potrebbe essere una data che finisce sui libri di storia, perché è la prima volta in assoluto che quei pazzi che per la prima volta nel congresso della Lega a Lingotto nel 2013 apparvero sul palco, e all'epoca erano un po' gli emarginati d'Europa, no? Cioè quelli che stavano in partitini, che erano minoritari, radicali, xenofobi, anti-europeisti e così di questo tipo, e che tanto si diceva che non sarebbero mai andati da nessuna parte, che sarebbe stato insomma gli intoccabili, no, d'Europa, per la prima volta sono arrivati sul palco a Pontida, ed è stato abbastanza emozionante dal mio punto di vista, per chi ha visto questa cosa crescere, chi ha partecipato come me alla tessitura, no, di questa lunga tela che in 11 anni si è dipanata, questo lungo filo rosso del sovranismo, no, che è nato e che fortunatamente continua a crescere. Forse la prima occasione europea, mi verrebbe da dire, dove dei governanti, quindi persone che in questo momento sono al governo nel loro paese e anche in stati non secondari, perché l'Ungheria, con tutto il fatto che non stiamo parlando della Germania, ma è una nazione importante, e l'Olanda è una nazione importante, e sono al governo nel loro paese e son venuti a Pontida a riconoscere anche una specie di, diciamo, primato, di ispirazione, di tempo, no, e cose di questo tipo, alla Lega e a Matteo Salvini nello specifico, per aver guidato la strada. Cioè stanno dicendo, in buona sostanza, che magari senza quello che lui aveva fatto, quello che lui aveva detto, senza quello che aveva ispirato chiudendo i porti nel periodo in cui era stato fortunosamente al governo, insomma nel 2018, magari anche loro nei loro paesi non sarebbero riusciti a fare quello che hanno fatto. E vedere insomma questa cosa che era un po' una pazzia, cioè vale a dire di costruire un'alternativa al pensiero unico globalista, al pensiero unico più europeista, che man mano comincia a strutturarsi e comincia a avere una forma che sta diventando ogni giorno più credibile, perché a ogni elezione i meno europeisti, diciamo così, no, stanno guadagnando terreno e crescendo. Io penso che possa essere un evento molto, molto significativo, ecco. E può essere che, se vinceremo noi e quindi scriveremo noi la storia, ricordare che il primo incontro pubblico, con davanti a una grande folla di questi nuovi leader europei, che sono portatori di un'idea diversa di futuro, è avvenuto quel giorno lì a Pontida. E allora sentiamo magari se ci s Ci faranno fra 1000 anni, cose di questo tipo, magari verrà ricordato come come viene ricordato il giuramento di Pontida adesso, dopo 1000 anni, rispetto a quando c'è stato. Ecco, dicevo Claudio, vediamo se ci sono anche telefonate, lo dico a Francesco in regia. A questo punto possiamo aprire le linee telefoniche allo 02 92 94 7222 oppure via WhatsApp 340 6709 659, per chi vuole mandare WhatsApp anche audio. Francesco in regia poi ce li segnala prontamente. Intanto ti volevo chiedere, a proposito della dimensione internazionale di Pontida, hai detto tu poco fa, c'è anche una dimensione interna, no? Domestica, più nazionale, perché da Pontida è venuto fuori, tra le tante cose, due questioni fondamentali: il percorso dell'autonomia regionale, che per quanto diciamo molto irregimentato, però è un percorso che le regioni che vogliono possono imboccare finalmente con una roadmap, mettiamola così per usare un'espressione fastidiosa ormai, e dall'altra parte invece il ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto: qua so io chi far pagare, perché sono un figlio del popolo e non sono un banchiere o un accademico.
e se c'è qualcuno che deve fare i sacrifici so io chi è, non certo gli operai tessili o i pescatori, no? I suoi genitori. E anche questo mi è sembrato un messaggio, tra virgolette, con richiamo alla Costituzione italiana, all'articolo 53, un messaggio di una certa giustizia, di una certa istanza di giustizia sociale. A te cosa ne pare? Peraltro mi dicono però che ci sono 2 chiamate in attesa, per cui le subordino le mie domande alle 2, anzi 3 chiamate in attesa. Per cui sentiamo prima le telefonate. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Se ho capito bene, quando avete parlato dei vaccini, avete fatto riferimento alla rivista The Lancet o sbaglio? Sì. Sì, ha una rivista del gruppo The Lancet. Ecco, sì, appunto, la rivista The Lancet, lei l'ha qualificata come una rivista autorevole. Beh, mi spiace smentirla perché proprio durante la cosiddetta pandemenza la rivista The Lancet pubblicò uno studio volto a cassare l'efficacia della idrossiclorochina nella cura del Covid. Questo studio non è che fu confutato, fu ritirato dalla stessa rivista The Lancet perché dei giornalisti dimostrarono essere completamente falso. Quindi The Lancet non è una rivista più autorevole perché si è fottuta con le sue stesse mani e l'ex direttore di The Lancet 2 o 3 anni fa dichiarò alla stampa che almeno la metà della letteratura scientifica è inventata e le stesse riviste appartengono quasi tutte alle case farmaceutiche. Quindi voi avete avallato queste vaccinazioni di massa, adesso fate i leghisti pentiti, mentre siete responsabili della morte di moltissime persone e non avete ancora chiesto scusa e non avete ancora riabilitato i medici che avete espulso dagli ordini professionali, i medici che andavano a curare la gente anziché starsene a casa come hanno fatto gli altri. E con questo vi saluto. Allora, Claudio, abbiamo altre 2 telefonate, le passiamo in rapida successione, poi tutto il tempo per rispondere. Intanto, pronto? 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 Sì, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Prego, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Torino, sono medico e ho chiamato per segnalare al signor Claudio Codini, che seguo sempre, che le sue parole trovano riscontro nella mia pratica professionale, nel senso che io sono cardiologo e vedo bambini e ho avuto l'occasione di osservare un caso di un bambino, per esempio di 15 anni, che dopo la seconda dose di vaccino, nella fattispecie era un BioNTech, ha avuto una comparsa di sintomi di dolore precordiale per la quale dopo varie vicende è andata a finire in ospedale. Abbiamo fatto l'enzima che diceva prima il senatore Aquilini, che bisogna guardare i danni che sono simili a quelli provocati dall'infarto. In sostanza la troponina, che è un tipico enzima associato a necrosi di cellule miocardiche, ce l'aveva a 5300, quando il massimo dei limiti di normalità è a 3. È stato ricoverato in cardiologia a uno dei più grossi ospedali qui di Torino, dove è rimasto per 15 giorni, ha avuto una miocardite che a distanza di 9 mesi presentava ancora degli esiti non perfetta cicatrizzazione, e quando questa verrà, ammesso che avvenga, lo porrà sempre a rischio per tutto il resto della sua esistenza di quadro di morte improvvisa, che in questo caso può essere data una fibrillazione ventricolare favorita dalla fibrosi che la necrosi del tessuto cellulare provocata dal vaccino ha dato. Questo è un caso. Poi un altro caso è quello di un mio paziente che 15 giorni dopo la vaccinazione, la seconda, guarda caso, sotto la doccia è rimasto morto all'improvviso. Ho saputo la notizia perché è stata la madre a comunicarmela. Poi ho avuto altri numerosi casi di pericardite, guarda caso sempre dopo una vaccinazione, per cui forse sono solo fatti episodici, ma sono anche rientrano in un contesto in cui forse è utile cercare di conoscere e di sapere che cosa è avvenuto. Questo da sempre per dire che già le premesse di voler fare una pseudo vaccinazione, che non deve essere chiamata vaccinazione, ma IFAS è la corretta definizione. IFAS vuol dire inoculazione forzata di un antidoto sperimentale. IFAS, che definisce molto meglio quello che è avvenuto nel nostro paese. Con questo vi ringrazio, spero di aver contribuito, aver dato un'aggiunta in più alle conoscenze che bisogna avere in questo campo, che è stata una cosa a dir poco incredibile dal punto di vista medico e vergognoso dal punto di vista sociale.
Allora, grazie al nostro amico ascoltatore, medico. Abbiamo la terza telefonata, poi direi assolutamente lo spazio per le risposte a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Ciao Claudio, ciao Giulio, sono Nando da Pioltello. Ciao. Claudio, la prossima volta che incontri al Senato la nostra comune amica del PD Simona Malpezzi, falle le condoglianze per la morte di Tino. Io l'ho vista 20 giorni fa al funerale di questo, era un ragazzo dell'oratorio, 53 anni, non so se il figlio, la moglie e i genitori l'hanno trovato lungo disteso per terra, e questo era uno proprio ossessionato, si metteva 3 mascherine pure per uscire a far pisciare il cane, no? Vaccinato 3-4 volte, eccetera. Falle le condoglianze alla Malpezzi. Poi un'altra cosa volevo dirti, la fascia di età, appunto, questo è a 53 anni, più che guardare sopra i 60, io guarderei la fascia di età fra i 50 e i 60, perché qua a Pioltello ne muore uno ogni 12 giorni. Per quel che riguarda i tumori, io medici non ne frequento, non faccio una visita medica da più di 40 anni, però ne incontro uno ogni tanto al supermercato, tra l'altro è uno specializzato in medicina del lavoro, la maggior parte dei suoi pazienti sono giovani, e mi ha detto non ha mai dovuto mandarne così tanti dall'oncologo come negli ultimi 2 anni. Con questo vi saluto, ciao. Allora, Claudio, a te la parola. Ringrazio ovviamente chi, come il medico che ha chiamato, ha riportato delle fattispecie che sono tutto sommato poi registrate in questi studi, e questi studi ovviamente, lo dico anche al primo ascoltatore, a cui ricordo che ovviamente io ho sempre combattuto ogni tipo di obbligo, e penso che chiunque mi ascolti lo sa perfettamente, e quindi non ho mai espulso nessun medico da nessun ordine professionale, né ho avallato queste scelte, però non bisogna buttare tutto, cioè non è che perché c'è stata 1, 2 o anche 10 pubblicazioni errate, sbagliate, che io poi non sono neanche in grado di valutare, cioè io giuro non ho idea se l'idrossiclorochina fa bene o fa male, no, cioè, tanta gente dice che fa benissimo, io per carità, cioè però non posso seguire tutto, e non ho visto, io al momento non posso rispondere a questa domanda, no. Dall'altra parte però non è che non si può fare ricerca medica, perché in certi casi, ci son stati degli errori anche gravi in un periodo oltretutto secondo me, di delirio, collettivo. Se, ci sono delle situazioni che riportano delle osservazioni oggettive, cioè un numero di persone che presentano questa tipo di determinata patologia, no, o similari, quello è ricerca, non è che posso non pensare che mentano, e per cosa? Per che motivo? Oltretutto andando molto controcorrente, sarebbe da dire. Quindi succede. Allora, Claudio, siamo alle 10:26. Ti volevo chiedere a questo punto, prima di salutarci, torno su quell'osservazione che ci riporta sul pratone di Pontida domenica, no? Sotto il profilo interno, dicevo, ci sono 2 questioni, l'autonomia regionale e il federalismo fiscale che le va dietro, anche se qui apriremo tutto un capitolo molto complicato, molto complesso, diciamo, è un percorso lungo, e dall'altra parte invece più a breve termine il discorso della finanziaria, chi deve pagare in finanziaria, se c'è qualcuno che deve pagare o far sacrifici, che dir si voglia, che è un'altra espressione che lascia un po' il tempo che trova, ma ci siamo capiti. Secondo te Pontida cosa ha detto su queste 2 questioni di forte, di significativo? Ora, innanzitutto spero che abbia allontanato definitivamente, dopo che evidentemente anche probabilmente, Salvini ha fatto notare a Giorgetti che magari è caso di essere molto precisi, ecco, perché di questi tempi la gente, come dire, è un po' sensibile alle questioni che riguardano il portafoglio, e direi che li capisco. Che insomma non
tutti al governo non è un governo di pazzi, cioè sappiamo perfettamente che l'intento deve essere quello di abbassare le tasse alla gente. E la questione della tassazione sugli extra profitti per grandi gruppi che hanno avuto degli anni molto favorevoli, appunto, dato che si parla, tanto per dire, per esempio, di Covid, no? E quanti soldi hanno fatto le società farmaceutiche, piuttosto che adesso quelle degli armamenti, no? E similari. È un argomento che è scivoloso, perché dal punto di vista, virgolette, liberista, uno dice, ma che sistema è? Cioè è un sistema dove se le cose vanno male l'imprenditore perde, se le cose vanno bene, finalmente magari dopo anni di vacche magre lo Stato si prende tutto con le tasse perché dice che sono extra profitti. Cioè capite che bisogna stare attenti, ecco, a disegnare un argomento simile. Dall'altra parte però è una questione che nella teoria economica esiste, cioè la tassa da cosiddetta windfall gain, cioè da guadagno non dovuto da merito, ma semplicemente da culo, in buona sostanza, perché è un periodo in cui la congiuntura va talmente tanto nella tua direzione che ti metti a fare un sacco di guadagni anche se sbagli. Sì, anche se non stai facendo niente di particolarmente meritevole, è una cosa che tutto sommato è presente in letteratura, no? E nel momento stesso in cui la politica, che ha deciso, perché non dimentichiamo sempre queste cose, no? Stiamo parlando di scelte, cioè il governo Meloni ha deciso di non fare rivoluzioni, cioè non ha detto per ora queste le vostre regole ficcatevele nel naso, no? Cioè come avrei detto io istintivamente, cioè in questo momento Meloni e il suo governo dice proviamo a far vedere che siamo i più bravi della classe anche con le regole attuali. Così facendo non andiamo in conflitto contro tutti, dando a tutti un alibi per dire Italia è cattiva quando in realtà sono in torto loro. Ci sta, nel senso sono scelte. Io sapete perfettamente che la mia mentalità rivoluzionaria mi porterebbe a dire avete tirato fuori l'ennesimo set di regole che non vogliono dire un cazzo, seguitevele voi e poi ditemi come vanno. Però insomma io so io, come dire, e non sono al governo giustamente a dire, anche perché sapete che io ho sempre parlato di legislatura in difesa. Una delle caratteristiche di questa legislatura in difesa è che si va secondo le regole. Andando secondo le regole al momento europee significa che bisogna fare delle scelte, perché qualche soldo per ridurre il deficit gonfiato anche da altre cose del passato che vi ricordate, insomma super bonus, no? E similari, da qualche parte va trovato. E se bisogna fare delle scelte, dal mio punto di vista non è del tutto sbagliato andare a prendere qualche soldo da chi magari in questo momento sta facendo grandi profitti senza particolari meriti. Allora, dobbiamo salutarci qui. Io come al solito ringrazio Claudio Borghi Aquilini. Claudio, buona giornata, buon lavoro e a settimana prossima. Grazie anche a voi, arrivederci.